partito il piano vaccinale per fasce d'età da maggio a novembre, una fascia di tempo assegnata ad ogni categoria per la prima e seconda dose. Se arriveranno più vaccini, promette Zaia, si anticipa. Nel frattempo i contagi sono in calo nella Marca, l'annuncio del direttore generale Benazzi. Da lunedì ripartono negli ospedali le visite specialistiche, il San Camillo sarà covid free. Lunedì l'autopsia sulla neonata morta all'ospedale di Montebelluna, la comunità di Mareno intanto è sconvolta dal dramma. Il pomeriggio l'incontro tra i vertici di Casugana e ristoratori per le riaperture del 26 aprile, ma tra mille dubbi e richieste pressanti del sindaco un appello, serve spirito di squadra. Gli organizzatori della manifestazione di Conegliano annunciano un nuovo presidio a Vittorio Veneto, ma il sindaco non concede l'autorizzazione. Il prefetto dice se come domenica scorsa difficili presupposti. Esercitazione lungo la nuova strada pedemontana veneta, chiusa la galleria Trevignano, ipotizzato rischio elevato con un incidente con più mezzi coinvolti. Dopo l'acquisizione del ramo d'azienda dello storico marchio trevigiano, l'amministratore delegato di OVS traccia il percorso di rilancio di Stefanelli. Presentate le 3 tappe venete da Verona a Cortina del Giro d'Italia, che partirà l'8 maggio, la carovana rosa passerà nella Marca il 22 maggio. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, l'avete visto e sentito dai titoli, la Regione ha annunciato la roadmap delle vaccinazioni per fasce d'età. Il calendario dunque da maggio a novembre è un calendario legato evidentemente all'arrivo delle dosi dei vaccini. È prudenziale, è sicuramente dipendente dal vaccino. Se ci saranno miglioramenti o peggioramenti nello slittamento in avanti o dietro del tuo periodo di vaccinazione, tipo il mio inizia a fine maggio, ho visto. Prudenza, certo. Il piano vaccinale del Veneto svelato oggi dipende dalle forniture dei vaccini che la Regione apprende con un anticipo di sole 3 settimane. Ma la buona notizia è che in questo schema a fasce e colori c'è la mappa di massima di quando tutti i veneti fino ai 16 anni riceveranno il vaccino. 9 maggio, entro questa data la Regione conta di completare la categoria 70-79 con Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Dal 3 maggio al 6 giugno sarà la volta della fascia 60-69 con la prima dose. 31 maggio, 11 luglio, prima dose per la categoria 50-59 anni. 5 luglio, 8 agosto, 40-49 anni. 2 agosto, 5 settembre, 30-39 anni. La fascia 20-29 dal 29 agosto al 3 ottobre. 16-19 anni dal 27 settembre al 17 ottobre. Volutamente è stato ottenuto fuori il siero Johnson & Johnson per coprire eventuali ritardi nelle forniture degli altri vaccini. Se le forniture fossero a regime, assicura Zaia, si anticipa. Attualmente abbiamo un rallentamento delle forniture del 30% e quindi abbiamo dovuto aggiustare il piano in relazione a queste forniture. Adesso iniziamo ad avere un outlook certo di 3 settimane e due fornitori, Pfizer e Moderna, iniziano ad essere più regolari. Poi lo leggo anche dalla stampa, dovrebbe entrare anche CureVac. Il piano distribuisce sulla popolazione veneta la quantità di vaccini prevista dal calendario nazionale. Al Veneto spetta l'8,14% degli arrivi. Sia l'ingegnere Fattori, autore del piano Veneto, che il presidente Zaia si dicono convinti che si possa giocare d'anticipo. Secondo il piano, la campagna vaccinale si chiuderebbe il 14 novembre con la somministrazione della seconda dose anche all'ultima fascia 16-19. Oggi Zaia è tornato anche sul decreto approvato con l'altro calendario, quello delle riaperture, auspicando che il governo preveda anche per questo dei correttivi, una sorta di tagliando. Avete visto che il decreto è stato approvato. Insomma, la speranza è l'ultima a morire, spero che sia oggetto di un tagliando. Riparleremo fra poco delle riaperture. Intanto sul fronte contagi sono in calo nella Marca, da lunedì ripartono negli ospedali le visite specialistiche e il San Camillo sarà covid free. 30 posti letto occupati in terapia intensiva, 130 in area non critica, 31 in subintensiva. Cala la pressione sugli ospedali della Marca, tanto che da lunedì, dopo l'ospedale di Oderzo, anche il San Camillo sarà covid free, mentre i ricoveri per covid dall'ospedale di Montebelluna verranno dirottati a Vittorio Veneto, così da consentire la ripresa delle prestazioni specialistiche bloccate dalla pandemia. Noi partiremo da lunedì
con le visite specialistiche, quindi riprenderemo le visite specialistiche in modo da abbattere le liste d'attesa. Da recuperare ci sono 9.850 prestazioni. Per la ripresa degli interventi chirurgici non urgenti ci vorrà invece ancora del tempo, essendo al momento ancora importante l'impegno delle terapie intensive per l'assistenza ai malati Covid. E dopo mesi di monopolio del virus, negli ultimi giorni è cresciuto nella Marca il numero di accessi al pronto soccorso e di ricoveri per altre patologie. Non è che ci preoccupi, che vuol dire che si sta ritornando alla normalità. Il problema è che siccome abbiamo ancora posti occupati Covid in ospedale, dobbiamo stare attenti perché chiaramente il Covid non se n'è andato e quindi abbiamo bisogno di strutture d'appoggio. Ecco perché abbiamo chiesto al San Camillo, che diventa Covid free, che i 36 posti letto che tornano tra virgolette alla normalità possono essere occupati da pazienti che arrivano dall'ospedale di Treviso. I contagi sono complessivamente in calo, anche se nelle scuole solo ieri ci sono stati 17 nuovi provvedimenti tra quarantene e monitoraggi per un totale di 151 classi. I dati dei positivi ogni 100.000 abitanti sono di 123 per il distretto Treviso Nord, 107 per Treviso Sud, 96 Pieve di Soligo e 116 Asolo. Sopra il livello rosso dei 250 casi ogni 100.000 abitanti sono ora 4 comuni: Loria, Vidor, Moriago e Salgareda. Continua la campagna vaccinale che ora si concentra sulla fascia 70-79. Ci sono ancora posti liberi e l'invito dell'USL alle persone di questa fascia d'età è di prenotare la vaccinazione sul portale. La cronaca lunedì, l'autopsia sul corpo della neonata morta all'ospedale di Montebelluna. Il mio cuore è sobbalzato perché la sofferenza per una mamma che perde il bambino dopo 9 mesi, che l'ha portato in grembo cuore a cuore, penso sia indicibile. La comunità di Mareno di Piave è ancora attonita per la perdita della neonata morta a poche ore dal parto. I genitori della bimba cercano ancora un perché a poche ore dalla tragedia il cuore di Chloé abbia smesso di battere. A dare una spiegazione ai suoi cari sarà con ogni probabilità l'autopsia che verrà effettuata lunedì prossimo. L'esame è stato disposto dal pubblico ministero che sul caso ha aperto un fascicolo di indagine. In queste ore la ASL 2 ha programmato un'audizione di tutto il personale che è stato coinvolto nel parto. La mamma della piccola, una trentenne, era stata ricoverata mercoledì mattina all'ospedale di Montebelluna per il parto che è avvenuto in maniera naturale. La neonata, nata alle 3 di giovedì, ha fin da subito avuto bisogno della rianimazione neonatale. Dopo innumerevoli tentativi, gli sforzi di tutti gli operatori sanitari sono risultati vani. Il decesso è stato alla fine dichiarato alle 5 del mattino. Sono convinto che non ci siano parole che possano aiutare una mamma, un papà, una coppia a dare un senso a un dolore del genere. Mi sentirei di esprimere la mia vicinanza nel silenzio, un silenzio che si fa ascolto. Sono convinto che in questi momenti di sofferenza, la preghiera, la fede, siano gli unici strumenti che ci aiutino a prendere un po' fiato per avere un po' di speranza per il futuro. Torniamo a parlare delle riaperture del 26. Nel pomeriggio l'incontro tra gli operatori del mondo della ristorazione e i vertici di Casugana. Se un cliente arriva alle 9:30, può mangiare o no? L'invito che faccio anche alla polizia locale è in qualche misura, la polizia locale lo farò anche naturalmente agli altri soggetti dediti alla vigilanza, è quello di applicare sempre il buon senso. Le domande di ristoratori e baristi all'amministrazione comunale a 3 giorni dalla riapertura, tra incertezze sulle norme, amarezza e soprattutto la richiesta di venire incontro alle esigenze di questo settore in enorme difficoltà. C'è sempre massima disponibilità dal sindaco, dal vice sindaco, dalla giunta, ma i problemi gravi rimangono, perché dopo 15 mesi di non lavoro, perché c'è anche chi non ha mai aperto o ha fatto 2 mesi estivi così arrancando. Però adesso non si può ancora lavorare, punto. Nessuno vuol fare assembramenti, vogliamo lavorare in sicurezza, dentro e fuori, perché solo fuori e non dentro è una presa per il fondelli, scusate. Orario del coprifuoco e servizio solo all'aperto, gli aspetti del decreto più indigesti agli operatori del mondo della ristorazione. Il problema più grosso che io denoto è proprio il fattore orario, che alle 10 non riesci a
a concludere qualcosa. I negozi chiudono a 7:30-8. La gente deve correre a mangiare in fretta e furia. La prima cosa che viene a pensare è al cliente che sta magari già cenando e a metà cena inizia l'acquazzone e lì ci sarà assolutamente bisogno di trovare una posizione interna per fargli finire la cena, perché è impensabile mandare via un cliente che magari a quel punto non sarà neanche tenuto a pagare il conto e quindi dover buttare via merce, buttare via soldi in un periodo difficile come questo, dove con la ripartenza è fondamentale per noi incassare. Un dubbio ricorrente è stato chiarito dalla Regione: chi fa servizio mensa per i dipendenti di un'azienda potrà continuare a servire i pasti anche al chiuso. Intanto dal sindaco di Treviso un appello a fare squadra. Serve lo spirito di squadra, serve la collaborazione tra istituzioni, titolari di ristoranti e gestori di locali. Serve perché l'obiettivo è quello di puntare alla zona bianca e non di tornare alla zona arancione o rossa. Abbiamo chiesto semplicemente di creare una grande sinergia per affrontare questo nuovo periodo di apertura con grande responsabilità e soprattutto porci come obiettivo quello di migliorare la condizione sia economica ma anche da un punto di vista sanitario. Intanto come si stanno preparando nei vari locali? Vediamo. Stiamo cercando un attimino di allestire il plateatico in modo da ospitare le persone in modo distanziato, in modo sicuro, con un'ambientazione esterna un attimino più curata e un aumento, diciamo, di sedute che ci possono almeno un po' risollevare da questo periodo lunghissimo. Nei locali di Treviso si lavora per preparare la ripartenza. Tavoli, panche, ombrelloni accatastati ovunque in attesa che piazze, vie e portici cambino volto, trasformandosi nei plateatici dove da lunedì sarà consentito bere qualcosa e mangiare a pranzo e a cena. Spazi e metrature ancora da definire, ma tanta la voglia di ripartire. In che modalità anche poterlo fare, e siamo comunque in attesa, siamo fiduciosi di ripartire. Speriamo che sia una bella primavera, innanzitutto, e che Treviso riparta. Forza Treviso! Stiamo preparando plateatico per lunedì. Purtroppo, oltretutto, noi stiamo facendo anche dei lavori sull'edificio, quindi il nostro plateatico saranno 4-5 tavolini al massimo, però non sappiamo niente, non sappiamo come funzionerà l'apertura, quando pioverà. Come dovremo risolvere il problema, come se piove sotto l'ombrellone, ma è un po' limitata la cosa. E tra le tante incognite quella del tempo sicuramente andrà ad influire non poco sull'attività, ma ora a prevalere è l'entusiasmo per la ripartenza. La legge di Murphy dice che quando si può aprire ovviamente viene brutto tempo, però insomma non durerà in eterno. Dopo il brutto tempo c'è il sereno, quindi noi aspettiamo il sereno. La conferma di queste previsioni poi le sentiremo dal generale Iannicelli con il meteo. Intanto oggi nel pomeriggio anche un presidio dei Riders a Treviso. In strada per difendere i rider. Per quale motivo? Perché questa è una nuova figura professionale che soprattutto a causa del Covid è entrata ancora di più alla ribalta, che ha bisogno di tutela, fatta di lavoratori autonomi, privi di tutele sindacali, dei diritti di base di un rapporto di lavoro. I rider scendono in strada per denunciare le vergognose condizioni in cui sono costretti a lavorare. Quello che manca a questi lavoratori sono i diritti di base e le tutele, quindi gli mancano il diritto alla malattia, il diritto all'infortunio se si fanno male, e essendo per strada sia con le biciclette che con le macchine, vediamo anche nelle grandi realtà, può succedere che si facciano male. Hanno diritto a tutte queste cose, hanno diritto alle ferie, hanno diritto ai riposi e hanno quindi diritto anche a una giusta retribuzione che ad oggi non c'è. Quasi 200 rider nella Marca cercano di acquisire da tempo quei diritti che ogni lavoratore dovrebbe avere. Dopo anni di battaglie, i rider di Just Eat ce l'hanno fatta. Una grande vittoria che abbiamo ottenuto grazie a sentenze della giurisprudenza e a un accordo sindacale, e hanno la garanzia di essere lavoratori dipendenti e quindi di avere tutte le tutele previste su maternità, malattia, ferie, sicurezza, quello che spetta a un lavoratore, quindi la dignità che ogni lavoratore deve avere, insomma. Annunciata, ma già, come era prevedibile, ostacolata la nuova manifestazione prevista dei Novax e non solo a Vittorio Veneto per il 2 maggio. Dipende da come si manifesta e soprattutto dalla capacità degli organizzatori di far rispettare le norme. A Conegliano questo non è successo.
mette in guardia gli organizzatori della manifestazione di domenica 18 di In Piazza per la Libertà, che tentano la replica a Vittorio Veneto, incassando già il no del primo cittadino. Per i Novax presenti a Conegliano non solo sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, assenza delle mascherine e del distanziamento. La questura fa presente che potrebbero esserci anche delle violazioni di carattere penale per i comportamenti riscontrati dalle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno esaminando il materiale raccolto, la cui valutazione è al momento solo nella fase iniziale, si legge nella nota, per cui non si esclude che verranno individuati altri soggetti destinatari di provvedimenti. Intanto gli organizzatori si rimettono in moto per il 2 maggio. So di questa richiesta di questo avviso, di una nuova manifestazione che viene, appunto, come prevede la norma, inviato alla questura. Vedremo nel prosieguo se effettivamente questa istanza c'è stata, il questore valuterà, non escludo anche un passaggio in comitato. Occorre capire esattamente gli organizzatori cosa intendono fare e che impegni intendono prendersi. Una esercitazione che si è tenuta oggi lungo la superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria artificiale denominata Trevignano. Il primo test ha visto coinvolti la prefettura di Treviso, la polizia stradale di Treviso e quella di Vicenza, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso, il SUEM 118 sempre di Treviso e poi il centro operativo della polizia stradale di Padova. Una esercitazione che ha previsto il totale blocco della circolazione con la chiusura di ambo le carreggiate, le uscite obbligatorie, l'identificazione di percorsi alternativi in provincia di Treviso e ha simulato anche una delle situazioni più critiche che possono verificarsi lungo la pedemontana, ipotizzando lo scenario codificato con il codice nero, cioè di un schianto tra più veicoli all'interno della galleria. E queste sono le immagini di questa esercitazione importante in previsione futura. A proposito di futuro, il futuro di Stefanel, il rilancio del marchio trevigiano, l'ha spiegato in poche battute l'amministratore delegato di OVS Stefano Beraldo, che era oggi in città per la inaugurazione di uno store di OVS. Oggi siamo in sala macchine, la sala macchine è il centro di sviluppo del prodotto, stiamo in fase creativa e di piazzamento degli ordini del prodotto. Sta uscendo una bellissima storia, secondo me, di prodotto a prezzi più accessibili ma con tanta qualità e con una forte, innovazione e contemporaneità. Colleziona i blocchi di partenza. Entro la fine dell'anno la nuova Stefanel targata OVS farà capolino nello scenario del comparto moda e retail. Stefanel, che vuole essere marchio capace di vestire anche la fascia più giovane, diventando però più contemporanea e con prezzi accessibili. Il target è più ampio, come l'offerta. L'amministratore delegato Stefano Beraldo, oggi a Treviso per presentare uno store OVS completamente rinnovato, annuncia l'apertura di 20 nuovi punti vendita. Sul tema commerciale abbiamo già individuato altri 20 negozi, oltre ai 20 circa che abbiamo rilevato, quindi a fine anno, nel secondo parte dell'anno, con autunno-inverno, noi apriremo circa 40-50 negozi Stefanel in Italia. Tutti i lavoratori dello storico stabilimento di Ponte di Piave saranno ricollocati entro la fine dell'anno. Un comparto, quello della moda, che certo ha risentito delle zone rosse con negozi chiusi e centri commerciali fermi nel weekend. Ma questo pare non abbia intaccato il rilancio del marchio trevigiano, che conferma di voler puntare a quote di mercato sempre più grandi con l'investimento di punti vendita fisici nei centri storici. Le città devono ritornare al centro della vita sociale, lo sono spesso, lo sono state sempre, le città belle come Treviso meritano certamente di essere valorizzate e questo nostro investimento fa fronte proprio a questo tipo di considerazioni. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Il meteo, le previsioni sono ovviamente osservate speciali nei prossimi giorni per le riaperture. Sentiamo il generale Iannicelli. Continua a fluire area instabile sulle nostre zone, su tutte le nostre zone, quindi ne consegue un tipo di tempo variabile, a tratti anche instabile. Comunque i prossimi 2 giorni saranno un po' più stabili, quindi tutto sommato un fine settimana discreto. Infatti prevediamo per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno, un po' di nuvolosità, si potrebbe intensificare, non dovrebbe dare effetto. E più instabile, più variabile il tempo sarà nel corso di tutta la prossima settimana, quindi una primavera che stenta a partire nelle sue forme
forme migliori. Abbiamo più un tipo di tempo per capirci di marzo che di aprile avanzato ormai, quasi di maggio, quindi avremo questa nuvolosità che ci interesserà per tutta la settimana, con qualche fenomeno anche di precipitazione anche temporalesca, e questa addirittura fino ai primi di maggio. I venti saranno deboli, direzione variabile con qualche rinforzo ma locale e temporaneo. Le temperature, ecco, anche queste si mantengono leggermente al di sotto della media, non sono temperature, ecco, d'aprile inoltrato, quasi di maggio. Infatti le minime, almeno nei prossimi 2 giorni, saranno tra gli 8 e i 10 gradi, le massime intorno ai 20-21 gradi, però poi la prossima settimana, soprattutto nei valori massimi, caleranno di nuovo, quindi si porteranno come valori, ripeto, massimi intorno ai 16-18 gradi. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto con questa situazione generalmente mosso. È tutto. C'è anche una fetta di marca trevigiana nel Giro d'Italia 2021 che partirà l'8 maggio. Verona, Cittadella e Cortina in rigoroso ordine d'arrivo. Il Giro 2021 al via l'8 maggio entrerà in Veneto il 21 con la 13ª tappa tutta pianeggiante da Ravenna a Verona, frazione dedicata a Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte, il quale fu sepolto a Ravenna e per alcuni anni del suo esilio visse a Verona. Il giorno dopo, sabato 22 maggio, Cittadella darà il via a una tappa molto dura con arrivo sul Monte Zoncolan. A me piace anche poi l'unione con Cittadella, visto che Cittadella ha la Torre di Malta, che è nominata nel 9° canto del Paradiso di Dante, quindi c'è anche questo collegamento con Verona. Da Cittadella 70 km in Veneto fino a Conegliano, poi le biciclette morderanno suolo friulano fino al traguardo in cima allo Zoncolan a 1730 metri. Le tappe venete della Corsa Rosa sono state presentate dal presidente della regione Zaia, dal direttore del Giro Mauro Vegni e dai 3 sindaci Federico Sboarina di Verona, Luca Pierobon di Cittadella e Gianpietro Ghedina di Cortina. E come se non bastasse lo Zoncolan, lunedì 24 maggio la tappa Sacile-Cortina con le scalate dei passi Fedaia, Pordoi e Giau, il paradiso della neve, l'inferno per i corridori. Quindi dai, basta che vinca un Veneto, per me sarebbe fantastico. Adesso le notizie dal Bellunese. In primo piano c'è l'ACC, il governo lavoro per trovare i fondi che possano garantire il salvataggio dello stabilimento di Mel. Nel pomeriggio il vertice al Mise. Il governo non ha alcuna intenzione di far morire ACC, lo ha detto a chiare lettere la vice ministra allo sviluppo economico Alessandra Todde nel corso del vertice convocato per la soluzione delle crisi ex Embraco e ACC. Il progetto Italcomp non è nato da fantasiose ricostruzioni ma da una vera credibilità del piano, ha detto Todde, al tavolo cui virtualmente si sono seduti le regioni Veneto e Piemonte, le istituzioni con i sindaci di Torino e Borgo Valbelluna e il presidente della provincia di Belluno, le organizzazioni sindacali e il commissario straordinario di ACC Maurizio Castro. Il progetto per stare in piedi prevede l'ingresso di un privato, ora bisogna solo capire in che modo e con che forza, ha specificato la vice ministra, spiegando l'impegno del governo per dare luce al progetto in modo che possa essere sostenuto. È stata la stessa Todde ad annunciare di avere ripreso personalmente le interlocuzioni con chi può garantire la liquidità necessaria per supportare ACC, confermando che si stanno mettendo in campo tutte le forze per tutelare i lavoratori e l'azienda in questa sfida. Il tempo è il nemico numero 1 dell'operazione di salvataggio e l'incontro non ha avuto l'effetto rassicurante. Sono un po' titubante nel dire che siano proprio rassicurazioni. Certo, il Vice Ministro ha ribadito la volontà di far nascere il progetto Italcomp. Ha dichiarato che il tavolo rimane aperto e quindi se ci saranno novità il tavolo verrà riconvocato quanto prima. Ha sottolineato il fatto che Invitalia sta approfondendo la ricerca di investitori privati e che l'emendamento dell'articolo 37 di L Sostegno è stato depositato dal ministro Giorgetti. Questo potrebbe cambiare l'atteggiamento che le banche hanno avuto fino ad ora per la concessione di un prestito ponte ad ACC. Rimane il fatto che però abbiamo ancora oggi una condizione non chiara, cioè delle promesse. Se queste promesse verranno mantenute lo verificheremo nei prossimi giorni. Giovedì è stato il commissario Castro a comunicare alle organizzazioni sindacali la data limite del 2 giugno. Il governo ha confermato l'avvio di trattative con Invitalia per un intervento sulle banche, ma se non vi saranno garanzie di liquidità certa, quel giorno potrebbe rappresentare lo spartiacque fra la storia della metalmeccanica nel Bellunese e il de profundis cui nessuno vuol pensare.
Si è svolto oggi il Final Debrief, l'ultima riunione operativa per i campionati del mondo di sci alpino. Qui hanno preso parte insieme a Fondazione Cortina 2021 i vertici di FIS, FISI, Infront, con la partecipazione dei comitati organizzatori di Courchevel Méribel 2023 e Saalbach 2025. Si è trattato del passaggio di competenze ai comitati organizzatori dei prossimi appuntamenti ridati, in attesa che questa eredità di conoscenze e di esperienze siano poi utili anche per organizzare al meglio gli appuntamenti che porteranno a Milano Cortina 2026. Adesso il gruppo degli eco-volontari di Feltre, animati da senso di responsabilità e amore per l'ambiente. Andiamo a conoscerli. Può capitare di incontrarli a Feltre, nella cui piazza più bella hanno voluto raccontare quello che fanno, ma anche a Pedavena, Fonzaso, Arsiè, Quero e Lentiai. Hanno cominciato in 8-5 anni fa, ora sono più di 40. Sono gli ecovolontari dell'Unione Montana Feltrina. Portano lo sguardo molto attento ai cosiddetti margini, insomma, della realtà urbana, quindi gli alvei fluviali, i cigli stradali, le pertinenze che spesso non sono al centro dell'attenzione dei servizi consolidati e che nel tempo poi assumono anche delle situazioni un po' di degrado. Amano l'ambiente tanto dal ripulirlo dall'immondizia lasciata da concittadini con poco senso civico che non sanno fare di meglio che buttare per terra carte, cicche, sacchetti e lattine. Cerchiamo anche di sensibilizzare le persone che incontriamo e informiamo anche su quello che sono le attività del gruppo. Basterebbe poco per essere più puliti, come utilizzare un cestino nemmeno troppo distante. Sta di fatto che in quasi 400 ore dedicate agli altri, in 34 uscite, questi volontari hanno raccolto quasi 150 sacchi di rifiuti. Quello che mi ha fatto più male è la scarsa consapevolezza dell'ambiente, cioè del rispetto ambientale. Tanti mozziconi di sigaretta, magari anche vicino a un cestino dove lo potevano buttare dentro. Si trovano almeno una volta a settimana e muniti di secchi, pinze e giubbotti catarifrangenti vanno a togliere da marciapiedi e cigli della strada quello che lì non ci dovrebbe essere. Perché anche le consapevolezze di carattere ambientale, l'impatto ambientale che l'abbandono di rifiuti può determinare sono sufficientemente estese, per cui non esiste neanche l'alibi, insomma, dell'inconsapevolezza. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in grès per cappotti. Bentrovati al meteo. Weekend della liberazione all'insegna dell'alta pressione con temperature in aumento in perfetto stile primaverile, ma da lunedì si alterneranno pioggia e ondate di calore. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 24 aprile. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, la nostra regione infatti godrà di una giornata asciutta e soleggiata, il cielo sarà sereno o al massimo velato, qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi ma senza conseguenze. Temperature gradevoli, lievemente sopra la media del periodo, minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo limpido, qualche nube in prossimità dei monti ma del tutto innocua. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 19 e i 21 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove non cambia lo scenario, anche qui vedete il contesto sarà decisamente soleggiato ovunque. Temperature minime intorno ai 6 gradi, valori massimi infine sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in grès per cappotti.